Tuoni, lampi, pioggia e non è mancata nemmeno la grandine. Erano attese precipitazioni, ma il forte temporale che nelle scorse ore ha colpito il Veneto e soprattutto il territorio dell'Alto Piave ha stupito tutti. Sui social, nei gruppi dei diversi paesi maggiormente colpiti dal fortunale, sono presto rimbalzati video e foto per immortalare gli effetti di un temporale improvviso e inatteso. Il fenomeno che si è verificato sta a significare è la conferma di un tipo di clima che cambia, è sempre più instabile. La grandine infatti avviene perché due masse d'aria si incontrano, una più calda e una più fredda, ma normalmente avviene in primavera avanzata, non certo in questo periodo, e poi continua nell'estate con più frequenza. Più che una pioggia tipica del periodo invernale, quello che si è scatenato nelle scorse ore si è presentato infatti con le sembianze di un temporale tardo primaverile. Pioggia scrosciante scesa in pochi minuti nel Vittoriese, tanto da provocare qualche allagamento. Fitte grandinate a Cappellamaggiore, Godega e Tarzo, fortunatamente nessun danno a infrastrutture e agricoltura, nonostante qualche germoglio avesse già cominciato a spuntare. E quest'anno sì, la vegetazione in anticipo perché è stato un inverno mite, le temperature sono state quasi sempre al di sopra della media e le gelate si sono verificate poche volte e hanno avuto breve durata, quindi anche la natura che non si lascia ingannare risponde in questo modo. Quello che oggi preoccupa molti agricoltori che lo stanno dicendo, ce lo stanno dicendo, è quella appunto della fioritura di molti alberi, anche da frutto, che poi può essere molto pericoloso, perché le brinate tardive che possono arrivare a metà marzo, a fine marzo, che è una normalità, a volte succede anche questo, creano delle difficoltà e delle annientazioni per quanto riguarda la produzione, quindi oggi non è normale che ci siano le piante in fiore.